Buona domenica amici scacchisti, siamo un po' devastati dal sabato sera ma ci proviamo comunque. Novità sul caso Carsten Niemann, scrive la Federazione Scacchistica Italiana sui suoi canali social, interviene la FIDE, subito una commissione d'indagine per cancellare ogni sospetto. Leggiamo insieme, la FIDE interviene a sorpresa sul caso del momento, vale a dire i sospetti di cheating che sono stati lanciati, anche se mai esplicitati, da Magnus Carlsen nei confronti di Hans Niemann e che hanno portato al clamoroso abbandono del norvegese dopo solo una mossa nella partita di un torneo online che entrambi i gemmi stanno disputando. Poi sotto continua il comunicato della FIDE, molto articolato, prima rimprovera Carlsen per il suo comportamento ricordando che lui dovrebbe essere per il suo ruolo un ambasciatore degli scacchi e avrebbe dovuto tenere un diverso comportamento. Poi ribadisce il pericolo del cheating. Dopodiché, ed è questo il punto più importante, propone la nascita di una commissione d'inchiesta che faccia luce sull'accaduto in cui entrambe le parti potranno portare la loro tesi. Anche perché, sostiene la FIDE, l'incertezza può danneggiare solo la performance che la reputazione dei singoli giocatori. Inoltre, la Federazione Internazionale ribadisce la volontà di collaborare con le varie piattaforme online per trovare modi ancora più efficaci per individuare e neutralizzare gli imbroglioni, chiedendo la collaborazione di grandi maestri, tecnici informatici ed esperti di anti-cheating. Insomma, una notizia bomba finalmente dopo questo grande polverone che, ripeto, magari può non esserci nulla dietro o possono esserci poi delle prove concrete. Questo ancora noi non lo sappiamo, fino a prova contraria fino ad ora non c'è veramente nulla, ma magari con un'indagine più approfondita della FIDE potrà esserci fuori qualcosa. Una cosa è certa, il comportamento di Carlsen, pur non avendo mai detto nulla, non voglio rispondere, ti ricordi, abbiamo visto il video, non voglio rispondere alle domande, risponderò dopo il torneo, così sono sicuro che Carlsen comunque non parlerà di questa roba, quindi perché credo che non abbia anche prove concrete. Fatto sta che anche la FIDE interviene giustamente in questo calderone, in questo caso, e magari con una commissione d'indagine che andrà a scandagliare tutte le varie partite, tutti i vari eventi, eccetera, qualcosa in più potrà uscire fuori. Forse sì, forse no. Stiamo a vedere, io vi aggiorno, a presto.